Referendum in Catalogna, il 90% si è espresso per il sì, ma resta la dura repressione del governo di Madrid nei confronti di chi è andato alle urne. E ora ci si chiede cosa accadrà il 22 ottobre in Veneto. Zaia, il nostro referendum è legittimato. E tra gli osservatori internazionali che ieri erano a Barcellona anche diversi veneti, a partire in rappresentanza della nostra regione dal Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. Violenza inaccettabile. Giornata tragica sulle strade di Padova, prima a Vigorza a perdere la vita un giovane di 22 anni, qualche ora più tardi una betoniera cade in una scarpata lungo la tangenziale, muore l'autista. Stava maneggiando una bomba a mano della prima guerra mondiale trovata in un bosco a Piovene Rocchette, ma l'ordigno gli esplode tra le mani, anziano di 77 anni, è gravissimo. Ennesima rapina in casa a Villafranca Veronese, i banditi bloccano il figlio e picchiano il padre, alla fine scappano con alcuni cellulari e una PlayStation. Ancora 2 attentati in Canada e Marsiglia rivendicati dall'ISIS, la comunità islamica in Veneto, i terroristi non hanno nulla a che fare con la religione, così danneggiano anche noi. Sport, basket, esordio in Serie A per il campione d'Italia della Reyer Venezia, i ragazzi di coach De Raffaele battono Varese in trasferta. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque quanto accaduto ieri in Spagna, in Catalogna, che era andata al voto per l'indipendenza. Al voto sono andati oltre 2 milioni di catalani e il 90% si è espresso per il sì. Ma ciò che è destinato a segnare la storia della Spagna, ma non solo, probabilmente di tutta Europa, è la violenta repressione del governo di Madrid, con scene che non si erano mai viste nell'era del post-Franco. Inevitabili naturalmente le ripercussioni sul dibattito politico in Veneto, che tra 20 giorni andrà alle urne per il referendum per l'autonomia. Ieri la Spagna ha perso la Catalogna, si è persa una grande occasione per esercitare la democrazia. All'indomani del voto per l'autonomia della Catalogna commenta così il governatore del Veneto Luca Zaia quanto accaduto in una giornata, quella del 1° ottobre, inevitabilmente destinata a segnare la storia della Spagna e dell'Europa. Da un lato le file di persone in coda fin dalle prime ore del mattino per votare, le famiglie, gli anziani, i giovani che fianco a fianco hanno voluto essere presenti e dire la propria sull'indipendenza della Catalogna, dall'altro i seggi chiusi, le violenze, le manganellate, gli 800 feriti, le cariche della Guardia Civile con l'ordine di fermare a qualsiasi costo un voto dichiarato illegale. Come andrà a finire è un punto interrogativo. Martedì lo sciopero generale in tutta la Catalogna e quello che al momento sembra un muro contro muro tra Madrid e Barcellona, dalla quale a ore potrebbe anche arrivare la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Intanto quanto accaduto in Catalogna finisce per infiammare il dibattito in Veneto a 3 settimane dal referendum sull'autonomia, per quanto ben diversa sia la natura della consultazione. Il referendum dei Veneti è un referendum rispettoso della legge, in linea con la Costituzione, prova ne sia che noi facciamo questo referendum in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale. Chi dice che il referendum non serve evidentemente non ha mai letto la Costituzione. La Costituzione dà modo allo Stato, al governo di devolvere almeno 26 competenze alle regioni, ma in 16 anni non ha mai erogato nessuna competenza alle regioni, per cui penso che la forza di questo referendum sarà rappresentata dall'affluenza alle urne. Affluenza fondamentale in Veneto, visto che qui, a differenza della Lombardia, affinché il referendum sia valido è necessario che si rechi alle urne il 50% più 1 degli aventi diritto. E tra gli osservatori internazionali che ieri erano a Barcellona anche diversi veneti, a partire dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Sono stati accreditati dal governo della Catalogna come osservatori internazionali con il compito di verificare la regolarità del voto per valutare che non vi fossero pressioni ai seggi sugli elettori, compito in parte venuto meno alla luce di quanto successo, ma quel che è certo è che quanto visto ieri a Barcellona è destinato a lasciare il segno nei veneti, testimoni diretti della storica giornata, a partire dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Vedere le persone che nonostante appunto il maltempo e altro rimanevano in fila per votare era un gran bel segnale. Quando sono iniziate ad arrivare anche le immagini dai social media che mostravano le violenze della Guardia Civile negli altri seggi,
comunque questa volontà sia rafforzata. Un tassista ci diceva: oggi hanno fatto diventare indipendentisti anche quelli che prima non lo erano, perché quello che è accaduto è assolutamente incredibile in un'Europa del terzo millennio, vedere una forza di polizia usata per evitare che i cittadini potessero mettere una scheda in un'urna. A Barcellona anche la passionaria degli indipendentisti veneti Ilaria Brunelli. Ieri nei seggi non c'era nessun tipo di bandiera, la parola d'ordine era neutralità, fateli votare, e hanno votato in condizioni di tutti i generi, di altissima tensione che io stessa ho vissuto. Quindi la grande lezione catalana è che il popolo ha sempre diritto di esprimersi, e la violenza nei confronti di chi vuole semplicemente mettere una X con la penna è una cosa che assolutamente non si può vedere. Nel capoluogo catalano anche Riccardo Barbisan. Tra le tante immagini della giornata del 1° ottobre ce n'è una che il consigliere regionale del Carroccio non dimenticherà. Gli anziani seduti sulle sedie sotto la pioggia con l'ombrello che aspettavano ore per votare con i nipoti attorno. Ecco, questa probabilmente è la scena che mi porto a casa nel cuore. E sul referendum per l'autonomia del Veneto si divide il Partito Democratico. Rimarca la profonda differenza tra Veneto e Catalogna la deputata del PD Simonetta Rubinato, invocando comunque una presa di posizione dell'Europa su quanto sta accadendo in Spagna. Quel che è certo, sottolinea la parlamentare, è la legittimità del referendum veneto per l'autonomia, che è tutt'altra cosa dalla secessione. Anzi, dirò di più. La nostra Costituzione prevede federalismo fiscale e autonomia, due norme mai applicate da nessuna regione italiana per le resistenze dello Stato centrale. Con questo referendum in realtà i cittadini possono esigere alla politica regionale e nazionale l'attuazione di norme della nostra Costituzione. E sempre dal PD, quanto mai spaccato sulla questione referendaria, si leva la voce del consigliere regionale Graziano Azzalin, contrario alla consultazione, che chiede a Zaia di prendere le distanze dal consigliere indipendentista della sua maggioranza Antonio Guadagnini, promotore di un progetto di legge per la secessione del Veneto. Bene, si metta all'ordine del giorno questo progetto di legge e si dica in maniera inequivoca da parte della Lega, da parte della lista Zaia, si voti contro, che si è per l'autonomia nel rispetto della Costituzione e che non si stritta l'occhio agli indipendentisti. Ma adesso sentiamo che cosa ne pensano i veneti di quanto accaduto ieri in Spagna. Secondo me era una cosa estremamente da non fare, perché la libertà di scelta doveva esserci, per cui fatalità. Quando vedo la violenza nei confronti di donne e persone inermi che erano solo lì per esercitare il proprio diritto, per cui è una cosa che ritengo inumana. Li potevano far votare tranquillamente e poi se c'era qualcosa da decidere decidevano, insomma, se non era valido bastava quello, insomma. È una cosa vergognosa. Una cosa vergognosa, perché ognuno ha il diritto di votare e dovrebbero cambiare tante cose in Italia. Gente che va a voto, cioè tu gli fai quelle cariche, è una cosa assurda. Noi siamo con gli spagnoli, con la Catalogna, alleanza alla Catalogna, ma anche qua in Italia ci sarebbe da fare molto, a partire dagli stranieri, da tante cose. Credo che sia un atto di solo violenza contro un popolo che ha tutti i diritti di esprimere la propria opinione e quindi ha il diritto di poter votare. Poi che sia valido o non valido non è giustificata la violenza della polizia spagnola verso i cittadini catalani, solo questo. L'Italia deve condannarlo perché è un atto di violenza contro una cittadinanza che deve poter esprimere la propria opinione. C'è una cosa secondo me non si può descrivere, insomma, indescrivibile, non so, dopo. Lasciamo questa pagina dedicata a quanto accaduto in Catalogna per passare alla cronaca. Giornata tragica sulle strade del Padovano. Di prima mattina a Rigonza ha perso la vita un giovane di 22 anni e invece l'autista di una betoniera, la seconda vittima. Il mezzo è finito in una scarpata di uno svincolo della tangenziale a Padova poco prima di mezzogiorno.
2 morti in poche ore, mattinata tragica sulle strade di Padova, 7 del mattino, trafficatissimo come sempre questo tratto di strada via Cavour a Vigonza che dalla tangenziale porta alla Noalese. Daniele Caccin, 22 anni, residente nel Veneziano a Santa Maria di Sala, sta percorrendo la strada come ogni giorno diretto al lavoro. Secondo alcune testimonianze il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto che sarebbe finita nella carreggiata opposta scontrandosi con un camion. Niente da fare per lui, difficili le operazioni di soccorso. La strada resterà chiusa al traffico per l'intera mattinata, una strada pericolosa, racconta chi ci vive e lavora. È sempre molto pericolosa, la gente corre, spesso anche solo tamponamenti perché è una zona con traffico a una certa ora, qui c'è sempre colonna. Sempre stata, voglio dire, anche se ci sono i limiti comunque la gente corre. Poco prima di mezzogiorno, durante un sopralluogo delle autorità sul posto, un amico porta dei fiori bianchi come la giovane vita spezzata. In quegli stessi minuti a Padova si sta consumando un'altra tragedia. Sono le 11:30 quando in Corso Boves, tangenziale di Padova, all'altezza dello svincolo verso la nuova statale del Santo, l'autista di una betoniera che sta imboccando la direzione Castelfranco perde il controllo del mezzo pesante che si appoggia sul guardrail per poi finire nella scarpata dopo un volo di qualche metro. Niente da fare per l'autista, un uomo di 46 anni. Lunghi e difficoltosi rilievi degli agenti della polizia locale di Padova che dovranno cercare di far luce su quanto accaduto. Tragedia in autostrada, un romeno di 44 anni è morto dopo essere stato investito tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, stava attraversando a piedi l'autostrada sulla carreggiata in direzione Milano. La Polizia Stradale di Verona sta facendo una serie di accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente e chiarire i motivi del tragico attraversamento. Indagini anche per capire le ragioni della presenza di alcune monete trovate vicino al corpo della vittima. E nel pomeriggio il cassone, il rimorchio di un trattore ha preso fuoco sempre lungo l'autostrada all'altezza di Cessalto. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco intervenute da Portogruaro, Mestra e Motta di Livenza sono riuscite a spegnere l'incendio evitando la propagazione al trattore. Sono ora in corso le operazioni di rimozione del carico e del rimorchio. L'autostrada per queste operazioni è rimasta chiusa al traffico in direzione Venezia. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell'autostrada. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei Vigili del Fuoco e potrebbero essere riconducibili ad un problema meccanico di una ruota che avrebbe innescato le fiamme. E un 77enne vicentino di Piovenne Rocchette si trova ricoverato in gravissime condizioni. Stava maneggiando una bomba a mano della Prima Guerra Mondiale quando l'ordigno gli è esploso. Piovenne Rocchette, gli esplode un proiettile d'artiglieria mentre cerca di aprirlo, gravissimo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Bortolo di Vicenza un uomo di 77 anni. L'anziano oggi pomeriggio si trovava nel cortile della sua abitazione in via Gorizia, stava maneggiando l'ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale trovato nei boschi vicino casa quando è deflagrato provocandogli gravi ferite alle gambe e al tronco. Frammenti si sono conficcati nel muro dell'abitazione. Immediato l'arrivo del SUEM, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, l'area è stata messa in sicurezza, dai sopralluoghi militari hanno rinvenuto e sequestrato diverse granate da cannone e bombe a mano risalenti ai 2 conflitti mondiali. Per il 77enne è così scattata la denuncia. Torna all'incubo rapine in casa, un uomo nel Veronese è stato picchiato dai banditi entrati nella sua abitazione. La paura, lo shock di trovarsi di fronte ai banditi in piena notte e poi la violenza per alcuni cellulari e una PlayStation. Ancora un raid in casa, ancora rapinatori violenti, accade a Villafranca di Verona dove padre e figlio, 21enne, stanno dormendo quando sentono dei rumori al piano di sotto. Scendono e capiscono tutto in pochi istanti e quando si imbattono nei malviventi che stanno rovistando le stanze alla ricerca di qualcosa da rubare. E come sempre accade in questi casi, la sorpresa fa scattare la rabbia violenta. La banda reagisce bloccando il ragazzo e colpendo il padre, bersaglio più facile. Poi la fuga scomposta dopo aver razziato appena 2 cellulari e la console di videogiochi, lasciando i 2 a terra. Subito dopo sono le stesse vittime a chiamare i carabinieri per raccontare quanto accaduto, facendo scattare le indagini e la caccia alla banda. Per l'anziano fortunatamente lesioni non gravi. Nuova udienza del processo a Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che durante un assalto nella sua abitazione sparò ferendo uno dei ladri.
Ha ricostruito la notte dell'assalto alla sua villetta. Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, finito a processo per aver ferito uno dei ladri entrati nella sua proprietà, ha raccontato per la prima volta davanti al giudice la notte del 22 luglio 2013. Walter era in casa con la sua famiglia, ora in quella villetta in via Montegrappa non ci vivono più, quando ha sentito i rumori e visto i ladri che stavano rubando la sua auto. Ha sparato in aria per intimorirli, ma uno dei colpi ha ferito un albanese. Oggi il 36enne macellaio ha ribadito che quando ha raggiunto il ladro ferito ha lasciato il fucile in camera da letto, è sceso disarmato, poi ha caricato l'uomo ferito in macchina con l'intenzione di portarlo in ospedale, ma è stato minacciato e costretto a lasciare il ladro in una strada poco lontana dalla sua abitazione. Questa è la ricostruzione fatta da Onichini. Fuori dal tribunale è andata in scena una protesta di un gruppo venetista a sostegno del macellaio. Giustizia, ma stiamo scherzando? Questo adesso non si fa più trovare, questo bandito, perché aveva presenziato qui. Per cui se io ti chiedo risarcimento, sono io il colpevole, sono io che ti chiedo perché sono stato ferito da te, ma io ero in casa tua, senza essere invitato. L'albanese ferito ha chiesto un risarcimento, non ha mai fatto i nomi dei suoi complici, per questo è stato accusato dall'avvocato di Onichini di falsa testimonianza. Per l'assalto in villa è stato condannato a 3 anni e 8 mesi e 1.200 euro di multa, condanna passata in giudicato. Da allora è scomparso nel nulla e non si è mai più presentato al processo. Il prossimo 23 settembre è prevista una nuova udienza, entro novembre invece la sentenza di primo grado. Tensioni sabato sera sul treno Venezia-Bassano, passeggeri tenuti in ostaggio da una baby gang. Hanno azionato un estintore nella carrozza del treno, insomma hanno fatto di tutti i colori. I padroni del treno pronti a dettare legge con spintoni e sputi, con schiamazzi e atti di prepotenza, il tutto condito con ogni probabilità da una buona dose di alcol. Le tensioni sabato sera sul treno che da Venezia porta a Bassano del Grappa. A raccontare quello che è successo un bassanese di ritorno con la moglie dalla Biennale. Circa alle 9:30 con la fermata sono entrati questi 10 ragazzi che si vedeva benissimo erano ubriachi. Poi qualche passeggero è intervenuto per riportare la tranquillità. Qualcuno ha chiamato la polizia dicendo guardate che siamo nel mezzo di un mezzo assalto qua nel treno da queste persone. Però la polizia dice chiamate i carabinieri. A Castello di Gode con l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno provveduto a sentire i presenti, nessuno dei quali ha comunque sporto denuncia. Io avevo provato a fare qualche foto, mi hanno detto se fai le foto ti ammazzo. Dei ragazzini non c'era più traccia, ma le indagini per identificarli sono ancora in corso. In un treno così uno non dovrebbe sentirsi tranquillo. Rimane l'amarezza e la paura, tanto che anche chi ha assistito alla rissa ora teme per la propria incolumità e chiede l'anonimato per raccontare quello che ha visto. Non mi sento tutelato. Una ragazza che provava a usare il segnale dell'SOS non vuole essere nei suoi panni. Dopo 40 minuti il treno è ripartito arrivando a Bassano con un'ora di ritardo sulla tabella di marcia. Un profugo pakistano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 14enne americana. Violenza sessuale ai danni di una ragazzina di appena 14 anni, teatro Campo Marzo. In manette un profugo pakistano di 30 anni di cui si conosce solo il nome, Sarfraz. La vittima, che chiameremo Maria, nome di fantasia, figlia di americani residenti in città, si trovava nell'area sgambamento cani di Viale Retenio assieme al suo cucciolo quando è stata avvicinata dall'uomo, che ha iniziato prima a tormentarla verbalmente per poi avventarsi su di lei. L'ha toccata sul petto e ha cercato di baciarla. La 14enne è riuscita ad allontanarlo mantenendo il sangue freddo, ha raggiunto la sua abitazione e qui ha raccontato tutto alla madre. La freddezza con la quale la minore ha reagito e ha tenuto fermo quello che era la situazione, mettiamola così, quantomeno imbarazzante in cui si è trovata, ci ha aiutato molto a risolvere il caso, ad affrontarlo con le armi giuste. I primi a essere avvertiti i carabinieri della SETAF, a cui fanno riferimento gli americani che vivono a Vicenza. Ci siamo affiancati ai colleghi della territoriale per operare nella maniera più giusta, più idonea. Diceva tolleranza zero in Italia e in America ancora di più. Gli americani sono molto sensibili proprio su questo aspetto della violenza, del sexual harassment verso qualunque persona, pertanto sono molto sensibili e giustamente dovremmo essere anche noi.
Pare che solo una settimana prima lui avesse tentato un approccio con la 14enne. In pochissimo tempo i militari del nucleo investigativo di Vicenza hanno raggiunto e ammanettato il pakistano, riconosciuto dalla ragazzina mentre si stavano recando in caserma per la formalizzazione della denuncia, ed è stato allora che Maria è crollata. Subito dopo il fermo ci ha colto alla sprovvista, insomma, noi eravamo più attenti e preoccupati di un altro genere di reazioni, invece la ragazzina in un certo senso, ecco, in quel momento lì ha perso la freddezza che l'aveva contraddistinta fino a quel momento. Intanto per il 30enne pakistano è stato disposto l'obbligo di firma in attesa di processo. Uccisa la figlia di 10 anni fa nella loro casa di Padova, ora potrà usufruire di uno sconto di pena perché è stato recluso in una cella troppo piccola. Esattamente 10 anni fa, il 1° ottobre 2007, freddò la figlia Camilla con 7 colpi di pistola alla testa. Oggi Adalberto Chignoli sta scontando la sua pena nel carcere di Verona. Condannato a 30 anni per omicidio volontario aggravato dai rapporti di parentela, usufruirà però di uno sconto di pena di 66 giorni, un risarcimento perché è stato recluso in una cella troppo piccola. La normativa prevede infatti lo sconto di un giorno ogni 10 trascorsi in una cella inferiore ai 3 metri quadri. L'omicidio avvenne nella casa della famiglia Chignoli all'Arcella. Padre e figlia erano soli in casa, i motivi dell'assassinio non vennero mai spiegati. Il padre parlò di un blackout dopo aver ucciso Camilla, vagò per alcune ore in città fino a quando non venne arrestato dalla squadra mobile. È il momento di fermarci, pochi minuti di pubblicità e poi torniamo con altre notizie del Veneto, non andate via. Di nuovo in diretta andiamo nel Trevigiano per parlare della mamma, di una mamma in coma da una settimana con un'intera comunità, quella di Pieve di Soligo, che prega per lei. È appunto la mamma travolta sulle strisce da un'auto investita per salvare i suoi 2 figli. Una storia che ha fatto il giro d'Italia, come quella della quarantenne di Spresiano che prima di morire ha deciso di accompagnare la sua piccola con i regali per i futuri compleanni. Antonella ed Elisa, storie estreme di 2 mamme trevigiane che hanno commosso l'Italia. Antonella agitò d'istinto, facendosi investire da un'auto per salvare i 2 figli. Pochissimo tempo per pensare. E pochissimo tempo è quello che la vita ha concesso a Elisa per stare con la sua piccola. E allora lei lo ha sfidato il tempo, dilatandolo all'infinito con quei 18 regali comprati alla sua bambina che il papà le consegnerà compleanno dopo compleanno. Sulla bara una foto che è anche una promessa. Antonella, che di anni ne ha 46, lotta tra la vita e la morte al Cafoncello, investita in centro a Pieve di Soligo dall'auto condotta da un'anziana di 87 anni, tradita dal sole sugli occhi. Feriti ma non gravemente i 2 figli di 7 e 11 anni. L'intera comunità prega perché possa tornare a casa da loro, una mobilitazione spontanea fin dalla prima sera. Nel giro di un quarto d'ora si sono convocate le persone con WhatsApp, con i telefonini. Un quarto d'ora, una cinquantina di persone si sono presentate con una commozione, ma soprattutto con una fede così grande che mi hanno commosso, poi anche con la volontà di fare davvero una novena al Beato Giuseppe Toniolo e anche di fare la messa ogni giorno per 9 giorni. Storie di mamme come quella di Sinda, la 18enne di Conegliano, che sul giornalino della scuola ha raccontato di essere stata vittima dei bulli e di esserne uscita. Volevamo intervistarla, la mamma di Sinda, ma lei, dolce e riservata, ha preferito di no, perché la forza di denunciare i bulli, la studentessa, l'ha trovata in mamma e papà, come ha spiegato con parole semplici. Senza di loro io ho fatto fatica ad andare avanti. Sono, diciamo, i pilastri sono i pilastri della nostra vita, di come siamo fatti noi, e quindi non posso dire nient'altro. Hai detto tutto, bravissimo, un applauso. Ancora 2 attacchi terroristici in Canada e a Marsiglia, rivendicati dall'ISIS. La comunità islamica in Veneto dice ora basta, i terroristi non hanno nulla a che fare con la nostra religione.
Torna il terrore, con 2 attacchi a migliaia di chilometri di distanza, a poche ore l'uno dall'altro. Edmonton in Canada, Marsiglia in Francia sono stati gli scenari di 2 nuovi atti terroristici di matrice islamica. Nella cittadina canadese un'auto è piombata su alcuni passanti, 5 le persone rimaste ferite, arrestato il responsabile. Nell'auto sarebbe stata trovata una bandiera dell'ISIS, ISIS che poche ore più tardi rivendicherà l'attentato davanti alla stazione di Marsiglia con 2 cugine ventenni accoltellate da un tunisino che ha prima colpito una delle 2 ragazze, poi si è allontanato e dopo pochi passi è ritornato indietro colpendo mortalmente l'altra giovane. L'uomo, senza fissa dimora, è stato ucciso dalla polizia francese. Il nordafricano durante l'attentato avrebbe urlato Allah Akbar, grido oramai diventato un marchio degli attentatori. Basta, c'è troppo questo, ogni giorno sentiamo parlare del terrorismo islamico, l'Islam non chiama al terrore, queste persone sono fanatici, queste persone sono senza religione e senza fede. Lo sfogo del presidente della Federazione Regionale Islamica è quella di tanti altri musulmani che vogliono ribadire come i terroristi non abbiano nulla a che fare con la loro religione. Queste persone fanno male anche a noi come musulmani, perché la gente quando sente parlare dicono tutti i musulmani sono così e noi siamo qui, i musulmani d'Europa sono come siamo fossi un fiume a 2 lati, prendiamo schiaffi da questi terroristi e delle persone che hanno pregiudizi verso i musulmani. Boucheib poi lancia un messaggio ai responsabili dei centri culturali islamici. Bisogna dirle e spiegarle che queste cose bisogna che loro scendono nelle piazze e dire no, ma loro sono lì ma qua no, assolutamente no. Noi la gente ci vede come responsabili e dobbiamo scendere tutti nelle piazze a dire no a questi terroristici. Siamo allo sport, basket, esordio vincente in Serie A dei campioni d'Italia della Reyer Venezia. Una vittoria importante su un campo difficile contro una squadra che aveva fatto benissimo nel precampionato contro tante squadre di Serie A e quindi un buon inizio, anche se ci sono naturalmente cose da sistemare, quintetti da limare, giocatori da recuperare, però una vittoria devo dire convincente e consistente, soprattutto per l'atteggiamento sempre molto attento e serio di tutti i giocatori nel corso dei 40 minuti. Se chi ben comincia a metà dell'opera per l'Umana Reyer si prospetta una grande stagione degna del titolo che porta. Domenica sera i campioni d'Italia hanno infatti esordito in Serie A espugnando il difficile parquet di Varese al termine di un match incanalato sui binari giusti a cavallo dei 2 tempi con il risultato finale di 62-80. Il primo canestro oro granata è una schiacciata di Watt su assist di Orelic a chiusura di un'azione con un'ottima circolazione di palla. I ragazzi di coach De Raffaele dimostrano grinta in campo. Con grande attenzione difensiva per tutti i 40 minuti, cercando di limitare da subito quelle che erano le caratteristiche di Varese. Forse gli ultimi 3 minuti abbiamo un po' mollato, soprattutto su alcune situazioni di rimbalzo e di canestri facili, e devo dire in attacco mi è piaciuta molto la disponibilità dei giocatori a passarsi la palla con grande qualità, devo dire. Alla fine abbiamo messo insieme 23 assist che la dice lunga su quanto questa squadra abbia giocato insieme, costruendo, devo dire, tanti tiri aperti per i tiratori. Con le notizie dal Veneto ci fermiamo qui, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Tempo instabile sulle nostre regioni, ma scopriamo meglio con il dettaglio dove pioverà. Sul Veneto mattinata con più nubi e qualche rovescio sui settori alpini più settentrionali, tempo migliore altrove. Nuvolosità più diffusa a partire dal pomeriggio con piogge e rovesci sparsi sulle aree centro-orientali in genere, più soleggiato il Veronese. Diamo uno sguardo anche alle temperature, le massime saranno comprese tra i 15 e i 20 gradi circa, valori minimi tra 12 e 14 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà diffusamente nuvoloso con piogge sparse un po' ovunque, ma migliora in serata. Le temperature massime saranno oscillanti tra i 15 e i 20 gradi, valori minimi sui 12-13 gradi circa.
Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà diffusamente instabile, molte nubi con rovesci sparsi sin dal mattino, fenomeni più diffusi sui settori centro-settentrionali, meglio altrove con più sole. Temperature massime sui 20 gradi, minime sui 14-15 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli e meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.